in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia. Allora, grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'associazione di volontariato Sportello del Cittadino, l'ufficio rapporti sociali. Noi ci troviamo a None, in via Volvera 3. Siamo presenti tutto il mese di agosto, quindi venite tranquilli, dalle 14 alle 16. Chi vuole mettersi in contatto con noi per avere informazioni deve chiamare il 328 07 15 232 oppure inviare delle email a uffrapportisociali@libero.it. La nostra associazione è fatta da gente volontaria, professionisti, e trattiamo argomenti per quanto riguardano il patronato, le pensioni, le emergenze abitative, la CT, eccetera, problemi legali, condominiali, CAF, eccetera. E in più abbiamo anche le associazioni aggregate a noi, che sono quelle che hanno Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, Buturvei, Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici, e in più associazioni di altre persone validi, come per esempio abbiamo anche poi il collegamento col presidente dei disabili Ferigo Gianni dell'Associazione Senza Limiti, e in più trattiamo con i responsabili dei vari settori per quanto riguarda appunto la problematica di questo tema che noi abbiamo il nuovo codice della strada. Abbiamo con noi il presidente della CT, appunto Claudio Lipodi, e poi il mio grande braccio destro, sia tecnico che politico, l'architetto Arturo Calligaro, che ci dà informazioni tecniche e poi quelle soprattutto politiche, essendo lui uno dei più grandi politici che abbiamo in Piemonte, a Torino e soprattutto nella città di Moncalieri. Quindi dovremmo avere in collegamento, perché il tempo vola, adesso direttamente Achille Boeris, che sei in collegamento, lo ringrazio, gli chiederò 5 minuti di tempo, così li chiederò anche poi a Gianni perché il tempo vola. E se ci sei, Achille, sei in linea? Sì, ci sono. Ecco, allora Achille, grazie. Ti rubo 5 minuti per chiederti intanto come stanno andando le proposte che hai fatto riguardo al ripristino delle vetrate storiche di 3 chiese di San Salvario, cioè quella di San Pietro e Paolo, Sacro Cuore di Maria e San Luigi, e poi come stanno andando avanti le cose con tutte le pratiche che scrivi, che registri, che decidi, e poi anche l'ultima novità che hai mandato, che io ce l'ho fatta, l'ho registrata, le tue dichiarazioni, le ultime dichiarazioni che hai fatto. Quindi vai pure tranquillo, 5 minuti tutti per te, Achille. Un bacione. Oggi, diversamente dal solito, parlo di 2 argomenti che mi stanno particolarmente a cuore. Diciamo che il primo è l'associazione SD Senza Limiti, ragazzi avvicinati dalla mia passione per il basket. Sono ragazzi e persone diversamente abili che tramite l'associazione sono diventati atleti di 10 sport, ma soprattutto veri amici. Molti di loro si sono conquistati premi, medaglie, coppe a livello nazionale, alcuni anche a livello internazionale per la partecipazione alle Paralimpiadi. Se non sapete dove destinare il 5 per 1000, datelo a questa associazione, chiedete l'IBAN direttamente all'associazione oppure a Luigi. Non potete ma intanto dopo di te c'è proprio lui, ho chiamato Gianni perché ci spiega dal 5 per 1000 le informazioni, se no le do io, vai. Babbo, con il mio vestito rosso porto i regali, oppure quando partecipo alle loro grigliate di fine anno sportive, partecipando anche all'estrazione dei regali ricevuti all'associazione. Il secondo argomento è un argomento culturale che mi sta a cuore. È il Burundi, dove ho trascorso circa un anno alla missione di Kiremba,
insieme partecipando con altri laici di Brescia alla costruzione del locale ospedale tuttora funzionante. Ho visto persone colpite dalla lepre, bambini che si appoggiavano a bastoni per camminare sulle ginocchia. Da 10 giorni sto sistemando le pubblicazioni, gli articoli, i libri, le notizie sul Burundi e l'eccidio dei Tutsi-Hutu del 1966-1975, raccolti da mia moglie Mariella, da un ex amico del cuore Luigi Martis e da sottoscritto, per sviluppare le nostre 3 tesi. Ho fornito materiali per una tesi discussa a Roma e mi ha citato come ricercatore sulla vita della nazione. Eravamo considerati allora i maggiori ricercatori laici relativamente al Burundi. E poi ho un altro argomento che mi sta anche a cuore, è l'esistenza della Cassa Mutua. Io ero dell'AM di Torino e avevamo una Cassa Mutua con medicina preventiva, esami del sangue, visite dai migliori professori e di ogni argomento. In ospedale andavamo in camera a 2 letti e prendevano in cura sia noi dipendenti che i familiari. Era finanziata da noi dipendenti e dalla direzione AEM di Torino. Quando hanno voluto nazionalizzare la sanità, esprimo il mio ringraziamento, tutta l'attrezzatura è finita nelle cantine delle Molinette. Io, che avevo l'esperienza dell'ospedale di Kiremba, avevo suggerito di inviarla a qualche paese dell'Africa che per loro sarebbe stato oro colato. Poi per gli altri argomenti diciamo che io continuo a interessarmi diciamo delle vetrate delle 3 chiese. Mi sto interessando perché è un mio desiderio realizzare questa iniziativa. Buona giornata. Va bene, comunque Achille, purtroppo il tempo vuole. Io ti ringrazio, tanto ormai ti chiamerò molto spesso perché ormai fai parte della famiglia, quindi tutte le informazioni sia tecniche e pratiche che religiose oppure che anche diciamo politiche tra virgolette, se fai parte, perché tu sei considerato, detto tra noi, Babbo Natale, ma non l'ultimo Babbo Natale, il primo Babbo Natale vero. Quindi Achille, io ti ringrazio, ti lascio libero e do poi la parola a Gianni. Cosa dici? Grazie Achille. Pronto? Allora ci ha lasciato. Allora, nell'attesa di collegarci con Ferigo Gianni, che è il presidente dell'Associazione Disabili, io vi ricordo, chi volesse avere informazioni, di chiamare lo 02 92 94 7222, che sarebbe la nostra Radio Libertà, oppure mandare dei messaggi sempre a questa radio al 340 67 09 659. Chiedete e questa radio vi darà poi le indicazioni per potervi collegare con noi appunto a None in via Volvera 3. Siamo presenti tutto il mese di agosto, dal martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 14 alle 16. Quindi qualunque problema, qualunque tema, qualunque discussione potete rivolgervi, vi diamo le informazioni più, diciamo, prime, utili, come vengono fatte, magari alla sera le creano, il mattino sono già pratiche. Quindi dovrebbe esserci, se è già in collegamento, lo chiedo alla nostra regista, Gianni, se Gianni è in linea. Gianni, sei in linea? Stiamo cercando di contattarlo. Sì, perché è impegnato per delle imprese, come diceva prima il mio amico. Quindi loro stanno trattando gare, partecipazioni religiose, tecniche, pratiche. Sono un'associazione cosiddetta di disabili, ma senza limiti, proprio perché
non hanno problemi, sono persone normalissime, anzi diciamo che per quanto riguarda il mio orgoglio di essere con loro della famiglia, siamo anche conosciuti a livello nazionale ed internazionale e sono stati chiamati anche per organizzare campionati italiani, europei e anche addirittura le Olimpiadi. Quindi adesso Gianni appena sarà in linea, sarà libero, perché a quest'ora starà preparando, perché tra poco è mezzogiorno e anche loro mangiano, e anche i disabili mangiano, e quindi se Gianni è in linea, se no vado avanti e vi presento poi il nostro argomento per quanto riguarda le auto, con tutte le novità per le assicurazioni, i consumi, la valutazione, i lavori, disoccupazione eccetera, con Claudio Lipodio, che anche lui dovrebbe essere in collegamento poi con calma, visto che in radio abbiamo la possibilità di essere uno alla volta collegati. Io mi permetto di gestire nel mio piccolo, però non sono al 100% in grado di rispondere e quindi chiamo le persone giuste per fare le domande e avere le risposte. Gianni, ci sei? No, al momento Gianni non risponde ancora. A breve prova a richiamarlo. Allora chiamami allora per piacere Claudio Lipodio. Va benissimo, chiamo subito. Sì, così noi interessiamo di lui. I temi che trattiamo sono l'abolizione del bollo auto dal 1° luglio, poi c'è ricorso facile per le multe alle cartelle, che lui può spiegare ai cittadini, poi l'obbligatorio del rito di legge che c'è, che sono obbligatorie certe situazioni da portare, che ogni tanto le inventano e le studiano, poi c'è dosso irregolare che puoi chiedere il risarcimento quando prendi le multe, credo che lui possa spiegare in quale motivo si trovano, e poi c'è l'alcoloc che serve per capire se hai bevuto troppo, se non hai bevuto troppo, e adesso c'è anche il documento unico, il DUC, che devi avere perché non puoi farne a meno. Cioè stanno cambiando le cose, la gente magari non lo sa, io ne approfitto della radio per poter spiegare di cosa si parla. E poi anche attenzione di non portare il navigatore satellitare in macchina, perché adesso è diventato divieto, quindi ci sono rischi di prendere multe per delle cose che sembrano naturali ma che loro hanno già stabilito di negarle, di toglierle, di abolirle. Questo è perché Claudio, credo che se è in collegamento, sa di cosa si tratta e chi meglio di lui può poi spiegare che in certi casi si vede che la benzina è solo a 30 centesimi al litro, l'incredibile opportunità del momento, mentre invece è stato approvato il mega bonus auto dopo per 11.000 euro a fondo perduto. Il nuovo governo con Salvini danno la possibilità di dare 11.000 euro a fondo perduto e comprarti l'auto nuova, quindi però basterebbe la patente di guida. Se c'è qualcuno in linea, altrimenti io vado avanti e leggo direttamente gli argomenti da trattare. Sì, perché l'abolizione del bollo auto e ai contribuenti italiani che il pagamento del bollo è la tassa che deve essere corrisposta nel caso in cui si possieda l'automobile. A proposito di questa imposta, proprio dal 1° luglio è entrata in vigore importante novità che riguarda l'esenzione del pagamento, ma attenzione, non si tratta di un'abolizione automatica, perché l'esonero va richiesto espressamente presso l'ACI e in molti casi è comunque necessario presentarsi fisicamente per la firma dei documenti, perché anche per avere l'ok dell'ACI per non pagare il bollo, devi iscriverti all'ACI che ti costa quasi come il bollo che lo devi pagare. Io sono sincero, dico le cose come stanno, sia che non devi pagare, però se ti devi iscrivere all'ACI con quello che costa per poi avere diritto a non pagare il bollo, forse ti conviene anche non iscriverti all'ACI e vedere di pagare il bollo normale. E poi c'è il ricorso facile per le multe e le cartelle, perché se hai danneggiato l'auto passando sul dosso stradale potresti avere diritto a un risarcimento, cioè i dossi devono rispettare regole precise: altezza, larghezza, segnaletica e posizione.
Se sono troppo alti, non visibili, non autorizzati, sono fuori legge. Io sto leggendo quello che c'è nero su bianco, non mi sto inventando niente, quindi giustifico anche la richiesta del risarcimento danni. Non serve correre per subire un danno, anche rispettando i limiti puoi ritrovarti con la marmitta rotta o la sospensione piegata. In questi casi puoi chiedere l'accesso agli atti al comune, verificare se il DOS è stato installato regolarmente e avviare la procedura per il risarcimento. Ecco perché io con me, Arturo Calligaro, che come tecnico soprattutto per quanto riguarda le strade, la costruzione eccetera, è anche un politico e sa i cittadini che si rivolgono a noi che hanno la possibilità di risolvere i problemi, perché molti non conoscendo le regole e le norme subiscono, pagano e sono zitti. E noi, siccome siamo in una radio libera dove ognuno può esprimersi, può dire quello che pensa, come lo pensa e cosa vorrebbe fare, lo ripetiamo, lo sottolineiamo eccetera. Poi se non c'è ancora Claudio in linea, perché senz'altro non sarà magari presente in Italia, non lo so perché lui va sempre negli Stati Uniti, io potrei allora approfittare, dico sempre alla nostra dirigente del giornale della radio, di chiamare l'architetto Arturo Calligaro e teniamo la discussione con lui che tratterà tutti i problemi e darà tutte le risposte. Cosa ne dici? Possiamo metterci d'accordo allora con Arturo, visto che neanche Claudio riesci a trovare. E Gianni non è ancora trovato in linea Ferigo? Purtroppo ho provato a Ferigo? chiamare entrambi, sia Claudio che il presidente, ma al momento non risponde nessuno. Provo subito con Calligaro. Grazie, molto gentile. Quindi, come vedete, abbiamo degli impegni e purtroppo non perché è agosto e sono le ferie, è perché sono degli orari un po' balordi e quando ci sono delle competizioni, degli avvenimenti o degli appuntamenti bisogna tenerli fede. Io vi parlo di quello che bisognava discutere e trattare, vi ho dato anche i nominativi delle persone che sono quelle preposte a dare eventualmente risposte e diciamo le condizioni esatte. Se adesso Arturo siamo riusciti a trovarlo, passiamo l'ultima mezz'ora, gli ultimi 40 minuti, come Dio comanda, a tutte le informazioni, a tutte le novità che si subiscono, perché lui, essendo sempre in giro in macchina e per altri problemi anche politici, conosce tutte le tematiche e può dare tutte le risposte, perché specialmente proprio a Torino è stato attivato un autovelox a Borgaro Torinese con multe per chi supera i 70 km orari. Poi abbiamo dei monopattini sempre a Torino, pensate, 3 morti, 109 incidenti e 3.000 multe solo nel 2025, e poi addirittura monopattini ad alta velocità, 6 mezzi confiscati a Collegno, pensate, uno è in grado di superare i 70 km all'ora. Quindi chi meglio di Arturo può spiegarci poi cosa sta capitando? Oppure addio ai caselli sulla tangenziale della Torino-Pinerolo, quella che facciamo noi quando andiamo a Lone, perché arriva il free flow, cioè tutte informazioni pratiche anche per dire alle persone che vengono come si devono comportare e cosa trovano. Arturo, ci sei? Purtroppo al momento non risponde. Adesso riprovo. Strano però, perché adesso nessuno riesce a rispondere nessun telefono. Nessuno dei tre. Bene. Adesso riprovo tutti. Sì, allora io dico quello che sta succedendo, per chi supera i 70 km orari dell'autovelox, in via Santa Cristina, dove nel 2024 sono morti e investiti 2 ciclisti nel giro di poche settimane, abbiamo avuto a Borgaro Torinese, si trova in via Santa Cristina. Allora, riportati anche a poca distanza dal dispositivo, era stato installato già alcune settimane fa per un primo periodo ed è rimasto spento così da comunicare ai cittadini l'entrata in funzione prima che iniziasse a multare. Poi gli incidenti mortali, perché il luogo scelto per il nuovo autovelox lo scorso anno è stato teatro di 2 incidenti mortali.
a gennaio e aprile. Entrambe le volte la vittima era un ciclista investito da un'auto. In un caso il conducente della macchina era scappato, ma è stato rapidamente ritrovato dalle forze dell'ordine. Quindi l'obiettivo del comune è aumentare la sicurezza stradale. In paese però non mancano le polemiche delle persone contrarie al dispositivo di controllo della velocità, preoccupate per le sanzioni, perché bisogna mantenersi a delle regole, delle condizioni, però poi ci sono delle norme e delle leggi che devi pagare e quando devi pagare ti gira le palle, quando devi seguire le norme non ti va bene seguirle perché non le tieni necessarie e quindi la gente viene da noi e reclama sia per un modo sia per un altro e noi dobbiamo avere chi dà le risposte sia per una ragione sia per l'altra per evitare che succeda come sta succedendo a Torino, come sto dicendo, i 3 morti dei monopattini, visto che dovrebbe essere una cosa che girerà al posto delle macchine anche elettriche, 3 morti, 109 incidenti e 3.000 multe nel 2025, non sono pochi. Scusa se ti interrompo. Scusa se ti interrompo, abbiamo al telefono Arturo Calligaro. Benissimo, grazie, molto gentile. Arturo, grazie, scusami se ti disturbo, ma siamo rimasti in collegamento noi due perché gli altri hanno dei problemi e non sono collegati. Comunque Arturo ti ringrazio e adesso ti stavo facendo delle domande, non so se hai sentito di cosa si tratta, ma stavo parlando degli autovelox, dei monopattini e delle diciamo le multe che si prendono anche per quanto sei dei parcheggi eccetera di Torino e del Piemonte. Ciao Arturo, come stai? Come vanno le cose? Ciao Luigi, bene, benissimo, a parte il tempo che è coperto, ma qua a Torino, come sai benissimo, però tutto sommato, dai. Un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento alla regia, sempre che ci dà la possibilità di collegarci e di poter fare un po' di informazione. Io spero un'informazione tecnica, precisa, puntuale, non di parte, anche perché quando c'è da criticare qualcosa noi non ci vergogniamo e non abbiamo paura di farlo. Come hai detto tu, siamo tutti volontari, quindi ci rimettiamo del nostro a cercare di dare un aiuto alla gente, quindi siamo qua e diamo le informazioni appunto su quelle cose che dicevi tu, su tutte le novità e tutte le diavolerie che i comuni soprattutto, e il comune di Torino in questo caso, tentano di mettere in essere per spillarci i soldi dal portafoglio, perché dietro la parvenza di un progetto di sicurezza come i Dossi, no, che citavi prima, bravo, sempre esatto, dei Dossi, no? però tu poi vengono da noi in ufficio, spero che tu non ci sei, però ti farò mettere in contatto telefonico perché la gente viene per non pagare le multe, perché l'auto è danneggiata, anche se vanno normali, regolari, Quindi sì, per andare a danneggiare e a pagare le multe al comune, come bisogna fare? Ci devi pensare tu e anche politicamente parlando, Arturo. Sì, anche perché molte volte la gente, piuttosto che intentare un'azione contro il comune, perché magari ha rotto solo un pneumatico e con 50, 60, 70 euro lo cambia, dice, piuttosto che andare a spendere soldi da un avvocato. Ma noi diciamo, prima di andare dall'avvocato venite da noi, perché noi possiamo fare, ci sono gli avvocati da noi, ma prima di intentare una causa, una raccomandata al comune che possa interrompere i termini, poi così c'è tutto il tempo di riflettere se andare avanti nella procedura di risarcimento o meno, uno poi valuta tutte le cose con calma, però la prima cosa da fare è fare una raccomandata di messa in mora e di richiesta danni al comune, anche se il danno è poco, perché ha due funzioni questa lettera che realmente si può fare. La prima è che appunto interrompe i termini e quindi lascia al
proprietario del veicolo danneggiato i tempi per poter riflettere, vedere se i danni sono quelli o se ne sono altri. Secondo, mette in apprensione il comune, perché anche se loro hanno gli avvocati non li pagano loro, quindi sono funzionari pagati con i soldi di tutti, quindi anche del danneggiato, in qualche modo attiva una procedura che può per loro essere un lavoro in più, diciamolo così. Quindi contattare l'assicurazione, vedere se l'assicurazione che gestisce la polizza assicurativa del comune copre quei tipi di danni, perché anche in quel caso, qualora ci fosse una responsabilità oggettiva del funzionario che ha firmato l'atto di installazione dei dossi non regolari, la responsabilità è personale, perché potrebbe essere chiamato in causa come per danni provocati all'autoveicolo in prima persona, no? Non c'entra più una cosa di legge, un'interpretazione di legge, per cui il poter in ogni caso, sia per il dosso che per la buca sulla strada, fare una raccomandata al comune in modo da avere poi tutto il tempo a disposizione per poter decidere se intentare una causa o quant'altro, perché quello che riguarda quello che dicevi tu, i dossi, perché i comuni si fanno forti del fatto che loro li mettono, poi difficilmente qualcuno fa causa perché dice magari mi rompo la coppa dell'olio, mi fermo, chiamo i vigili, la polizia municipale, chiamo i carabinieri. Come succede in tutti gli incidenti, la prima cosa che fanno ti verificano se l'autovettura è tutta a posto, se hai i pneumatici a posto, se hai le lampadine a posto, se hai bevuto, perché ti fanno per cui uno dice mi tengo il danno, no? E non chiamo le forze dell'ordine. Pronto? Sì, senti Arturo, diamo lo spazio dell'intermezzo della pubblicità alla radio, poi ne parliamo, trattiamo poi altri argomenti molto importanti, tipo quelli che sta succedendo a Collegno da ieri. Diamo lo spazio alla radio per 10 il tempo della pubblicità, Arturo, poi ne riprendiamo subito per l'altra mezz'ora tutta per noi. A voi radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Buongiorno, a voi la linea. Sì, allora Arturo, come dicevi, per finire il primo tema che stavi trattando, qui dice chiedere l'accesso agli atti al comune, ma per chiedere l'accesso agli atti al comune per quanto riguarda i ricorsi per le multe delle cartelle che arrivano, no? Per quanto riguarda il problema, come devono fare? Secondo Arturo, che tu devi chiarire perché so che ti sta un po' sulle palle questa storia dei monopattini, pensa Arturo, 6 mezzi confiscati a Collegno, uno era in grado di superare i 70 km orari. Da inizio anno la polizia municipale ha sanzionato 116 conducenti, di cui 55 multati per non aver indossato il casco nonostante l'obbligo, però un monopattino a 70 km all'ora. Poi dice,
Quindi per tutti coloro che superano di appena, dice, il 5% limite imposto, non arriverà nessuna multa e nel caso in cui questa venga emessa è sempre possibile procedere con una contestazione. Ricordiamo che chiunque superi il limite di velocità viene punito con una sanzione in base a quella che è la gravità dell'infrazione, ma al di sotto dei 10 km in più si riceve solo una multa dai 42 ai 173 euro. Le sanzioni vanno via via aumentando fino ad arrivare, Arturo, a diverse migliaia di euro e sospensione della patente per chi supera il limite di più di 60 km orari. Io ti ho detto che questo superava i 70 km orari. Allora, sia per dire come devono fare per l'accesso agli atti del comune per il risarcimento dei danni, e perché risposta dai a questo tipo di discorso che i monopattini a Torino prenderanno il posto delle macchine? Vai Arturo, difenditi. Sì, abbiamo anche letto di notizie di monopattini che percorrono l'autostrada o la tangenziale, anche questo è una notizia da ricordare, quindi c'è una giungla nel settore dei monopattini. Fortunatamente è stata messa una regolamentazione, fortunatamente da questo governo, e questa regolamentazione deve essere applicata. Ricordiamo anche i fatti che si sono verificati, 2 fatti preoccupanti in questi giorni, uno a Novara e uno in Val di Susa, dove a Novara, in provincia di Novara, ci sono stati dei morti per un'auto contromano in autostrada, idem in Val di Susa, che fortunatamente non ha causato morti. Quindi anche in questo contesto il Ministero dovrebbe legiferare per impedire che la gente possa sbagliarsi e prendere l'autostrada contromano. Quando ci sarà un numero elevato di morti, allora si tende in Italia a intervenire. Come ricordavi tu, ci sono stati un numero elevato di morti per i monopattini, quindi è stato chiesto l'intervento del governo per intervenire e il governo è intervenuto. E il problema è sempre quello dei controlli. Ed è il circuito, anche la rete di vendita di questi monopatti, che diversamente dalle automobili, dove ci sono delle concessionarie ufficiali garantite, riconosciute magari dalle case automobilistiche, quindi danno una garanzia di una correttezza e di processi verificati per poter mettere in strada un'automobile omologata ma che non sia stata modificata e che quindi possieda tutti i requisiti di sicurezza di legge come per i motocicli. C'è una certa deregulation in 2 settori, quello dei monopattini e delle biciclette, perché anche alcune biciclette elettriche io le ho viste sfrecciare sulle strade a 70 ma anche di più, 80-90 km orari, quelle biciclette elettriche, per cui che hanno un mucchio di potenza. Con le biciclette elettriche non è successo ancora un numero elevato di incidenti da poter sensibilizzare il Ministero a intervenire anche in questo contesto, ma per i monopattini sì. Allora, il problema sussiste nelle grosse città, perché nonostante la campagna promozionale, gli incentivi che sono stati dati dai precedenti governi per l'acquisto di monopattini, nei comuni della cintura il fenomeno è estremamente limitato. Il monopattino è un mezzo di locomozione e di mobilità, chiamiamola dolce, che va bene nei centri urbani, nei paesi, nelle periferie, nei comuni di montagna, nei paesi collinari. Il monopattino è un elemento di mobilità molto, molto difficile da vedere in giro e da praticare, perché le considerazioni che si facevano prima, no? C'è da dire un ulteriore elemento di riflessione, che i monopattini, quando trovano appunto dei dossi o un asfalto mal tenuto con delle buche,
sono molto più pericolosi che non un'autovettura, non una bicicletta o un'automobile. Quindi i comuni che spingono per la promozione di questa mobilità devono fare molta più attenzione, perché seppur senza casco un utilizzatore del monopattino cade in una buca e per caso l'incidente è fatale, la magistratura va subito a indagare i funzionari, i tecnici comunali e la parte politica. Quindi anche in questo contesto è un elemento di riflessione, perché è una mobilità che appunto può andare bene in aree molto limitate del paese, ma non può essere generalizzata. Ma anche in queste aree del paese noi abbiamo visto come sia facile, come si faceva una volta per i motorini cinquantini. Chi è che alla nostra età, Luigi, non ha avuto un cinquantino e ha subito cambiato i collettori, abbassato un po' la testa perché gli ricavava qualche cavallo di più anziché andare ai 40 all'ora regolamentari, magari facevano i 60-70 orari. Analogo ragionamento per i monopattini, bisogna cercare di fare prevenzione. Prevenzione cosa vuol dire? Posizionare sulle strade pattuglie di agenti della polizia municipale o carabinieri o polizia e fare delle verifiche molto serie. A Collegno cos'è successo? Hanno avuto sentore, una soffiata o qualcosa e allora sono intervenuti a sequestrare, altrimenti la cosa non sarebbe emersa. Cioè, quante altre Collegno esistono in Italia, magari al nord come al centro e soprattutto al sud, dove una realtà particolare che se tu giri alcune città del meridione ne vedi di ogni sorta, no? con i monopattini. Per cui il problema è sempre lo stesso. Quando avranno la targa, saranno registrati, allora ci sarà anche il controllo tramite i mezzi elettronici, no? Tramite il Grande Fratello. Quello che avviene adesso esclusivamente per le autovetture avverrà anche per i monopattini. Ma fin quando non ci... Però Arturo, perché il tempo vola. Per esempio, sai che noi, grazie a questa radio e grazie a gente come te, diamo le informazioni che succedono nel 2026-27, dimostrazione della serietà che noi trattiamo. Perché, Arturo, una risposta tecnica è molto chiara, io la voglio su questo tipo: addio, perché parliamo del Piemonte, se ne frega del resto. Qui dice addio ai caselli sulla tangenziale sulla Torino-Pinerolo, che è la strada che facciamo per andare noi a None, perché arriva questo flefo, cioè il costo del pedaggio sarà calcolato in base ai chilometri percorsi e dice, attenzione Arturo, la tangenziale torinese e la Torino-Pinerolo si preparano a dire addio ai caselli tra la fine del 2026, vedi che stiamo dicendo cose future, quindi informiamo la gente di dove va e cosa succede, perché anche adesso ci sono problemi, e l'inizio del 2027, perché è in arrivo infatti il cosiddetto sistema free flow, cioè con pagamento a chilometraggio ad ogni uscita. Cioè il progetto dovrebbe essere consegnato al Ministero a fine anno 2025 ed essere realizzato in un anno circa. Cioè io sto leggendo qualcosa, Arturo, che c'è scritto, è stampata, quindi quello che sarà fra 2 anni, però intanto ne parlano adesso. Secondo te, quando vengono da te a chiedere cosa sta capitando sui caselli, eccetera, come bisogna comportarsi, e poi vale solo per quanto riguarda la nostra zona qui sulla Torino-Pinerolo o potrebbe essere anche valida in altri posti? Perché dice che qui il sistema free flow ha sottolineato che può concretamente superare il sistema ormai obsoleto
e non più funzionale degli attuali caselli. Perché cosa sta succedendo, Arturo, attuale caselli? Come funziona? Non è più regolare? Come funziona? Che oltre a determinare disparità tra i vari territori, crea dal punto di vista della viabilità degli imbuti ad esplosione dove vi sono più uscite vicine con e senza casello. Qui dice Falchera, Giulio Cesare, Bruere, Corso, perché stiamo parlando di casa nostra, no? Quindi a questo punto il sistema di pagamento a chilometraggio rischia infatti di penalizzare gli utenti che non abbiano sistemi di pagamento automatico come il Telepass, che poi infine potrà e sarà essenziale capire come il sistema influirà sulla viabilità generale della tangenziale. Cioè, come lo puoi spiegare bene chi ci ascolta con calma e chiarezza ciò che sta capitando e nel 2026-27, noi ne parliamo nel 2025, ma ormai siamo obbligati a dire alla gente quello che gli capita, sì o no, Arturo? Vai. Allora, questo sistema è già in funzione in Piemonte, sulla Asti-Cuneo. Tu sulla Asti-Cuneo non hai i caselli normali, ma hai questo sistema di rilevamento della targa, che qualora tu non avessi il Telepass ti devi recare presso un punto che ti viene indicato, che devi cercarti tu in internet per andare a pagare, altrimenti ti arriva a casa la fattura con le spese di notifica. Quindi se tu non hai un sistema Telepass, tipo il Telepass o Unipol Move o altri sistemi analoghi che ti legga la targa, quello che non possiede uno di questi strumenti è costretto a questa trafila, attendere o andare di propria sponte, visto che sa che ha percorso quel pezzo di strada in uno dei punti indicati e pagare. Mi sembra che tu possa pagare anche gli sportelli bancari col Bancoman, però è una cosa che non è ancora ben definita perché non è molto diffusa e quindi è un altro onere per l'automobilista. Sotto una parvenza di equiparazione generale dei pagamenti e per evitare discriminazioni, si nasconde ovviamente un altro sistema per mettere le mani nelle tasche ai cittadini. Attualmente tu sei a Torino, se tu ad esempio entri a Stupinigi o entri a Michelino, puoi uscire fino alla superstrada per Caselle, percorri tutta la tangenziale e non paghi nulla. Mentre ad esempio se tu da Torino-Piacenza o da Genova arrivi a Villanova, paghi il casello di Villanova, subito dopo paghi il casello della tangenziale di Trofarello. Per cui se tu esci ad esempio a Moncaglieri ti paghi tutta la tangenziale, però ne usufruisci di pochi chilometri. Allora la scusa è questa, allora, è un'ingiustizia, no, far pagare pochi chilometri a qualcuno e gratis a chi percorre un tratto superiore, anche perché nella zona sud i comuni di Michelino, Trofarello, Cambiano, Santene e Moncaglieri si sono sempre battuti per l'abolizione del casello di Trofarello, essendoci già quello di Villanova a poca distanza. La società autostradale ha pensato bene di prendere la palla al balzo e dire va bene, allora eliminiamo il casello, eliminiamo anche quello di Orbassano che tu paghi, mentre se entri a Orbassano puoi andare fino a Pinerolo gratis, e facciamo un sistema equo per tutti quanti, in modo che se tu anche fai solo un casello della tangenziale tu lo paghi. Però questo cosa succede? Che uno, ti devi dotare di Telepass o di Unipol Move o altro sistema equivalente affinché venga addebitato direttamente sul conto corrente, altrimenti ogni volta che tu percorri la tangenziale avrai l'onere di andarti a cercare lo sportello per pagare direttamente il tratto che hai percorso. Cosa succede? A parte il fatto che polemicamente noi abbiamo una tangenziale a 3 corsie, hanno messo il limite dei 110, che è una cosa assurda,
per tutelare sempre le società autostradali, no? E non per tutelare gli utenti. Ma cosa succederà? Che chi non ha il Telepass passerà dal centro di Torino per evitare, passerà dall'abitato di Torino per evitare la seccatura di andarsi a cercare lo sportello e non percorrerà più la tangenziale. E otteniamo l'effetto contrario: anziché snellire il traffico nelle città, con questo sistema andiamo a intasare ancora di più le città, perché quanti utenti adesso che escono a Moncaglieri per non pagare il casello per pochi chilometri, o che vanno nella zona sud di Torino, nella zona industriale, escono a Santena e si fanno tutta la statale, quindi col carico di automobili e anche tir, perché molti per un'automobile sono pochi euro, ma per un autotreno il costo è significativo, quindi uscire, fare qualche chilometro di statale magari per qualcuno è conveniente. Ma cosa succede? I comuni si vedono con un traffico superiore, soprattutto il traffico pesante. Allora poi i comuni cosa fanno? Mettono i blocchi del traffico pesante, cioè è un rincorrersi di provvedimenti che vanno sempre solo a penalizzare il cittadino e l'utente dell'automobile. In alcuni stati, io lo ricordo, in Germania le autostrade sono gratis, no? In Svizzera paghi la vignette, in Austria pure, in Slovenia pure, in tutti i paesi o non paghi o paghi con un altro sistema. Questo sistema è un vantaggio non per il cittadino ma per le società, perché riducono anche il personale dei caselli, non servono la manutenzione delle attrezzature dei caselli, non serve il personale che presiedi i caselli, quindi è un risparmio non indifferente, per cui in Italia si tutela sempre chi è forte. Purtroppo in Italia c'è un sistema che è forte con i deboli e debole con i forti, quindi in questo caso i forti sono le società concessionarie delle concessioni autostradali, che ne fanno magari di tutti i colori, no? Fanno pagare autostrade che non esistono, e in Piemonte ne abbiamo di esempi di questo genere, per poi non cercare di massimizzare gli utili, no? Col minimo dispendio, per cui riduci il personale, ti fai pagare dove adesso non paghi, con la scusa che elimini un casello, e quindi dietro la richiesta di alcuni comuni o dietro la richiesta ad esempio della Torino Pinerolo, dove il comune di Orbassano aveva protestato perché mettere il casello Orbassano subito all'uscita della tangenziale faceva sì che la gente uscisse prima dalla tangenziale, percorresse la viabilità ordinaria in comune di Orbassano, intasando il comune di Orbassano, per riprendere l'autostrada subito dopo il casello. Il comune di Orbassano cosa ha fatto? Ha messo dei semafori, quelli con il rosso sulla vecchia statale, proprio per in qualche modo farci un po' di cassa anche lui, inzuppare un po' più il pane, visto che molta gente adottava questo sistema. Quindi capisci che è tutto un progetto per prendere sempre più soldi dall'automobile e dagli automobilisti. Io vorrei che ci fosse un sollevamento della classe politica a questi sistemi, perché a un certo punto le concessioni autostradali non devono fare cassa. La concessione dice che serve il prelievo dei caselli per la manutenzione, però è diventato un sistema anche questo perverso. Basterebbe appunto fare come in Germania, o non in Germania che sono gratuite, ma come in Svizzera, in Austria, in Slovenia, dove uno paga la vignette e usa le autostrade, se la paga per una settimana, un mese, un giorno, un anno, quanto vuole, e con quello si coprono i costi della manutenzione. Ricordiamo che nelle autostrade, oltre al pedaggio, le società autostradali ci guadagnano se tu vai a prendere il caffè all'autogrill. Cioè, se tu ti fermi a prendere un caffè mentre da qualche parte lo paghi €1, €1,20, lì lo paghi €1,50. Prova a prendere un panino in un autogrill. Perché? Perché la società che gestisce l'autogrill deve dare soldi alla società concessionaria. Prova a fare benzina tu in autostrada.
oltre alle tante tasse che paghi sulla benzina, paghi ancora l'aggio alla società autostradale. Quindi non è che in Italia puoi sempre spennare i soliti polli sperando che i polli non urlino. I polli dovrebbero urlare e segnalare alla classe politica queste discriminazioni, queste discrepanze, perché se io vado in autostrada, oltre a pagarmi il casello, oltre a pagarmi di più la benzina, oltre a pagarmi di più il caffè, non ho un servizio perché mi abbassi la velocità come la tangenziale di Torino da 130 a 110, oppure come la Torino-Savona me la fai pagare ma per chilometri e chilometri mi metti il limite dei 60 all'ora, io non lo so se bisogna rispettarlo perché non so se ci sono gli autovelo, so come, capisci che la categoria non viene mai difesa e la classe politica non è sensibile a questi temi, dimostra proprio di non sapere, di non capire i problemi dell'automobile. Un'ultima domanda, perché siamo quasi il tempo vola. Senti un po', qui mi dicono che, sai che stiamo pensando che diventerà tutto auto elettriche, no? Nel 2030, quello che è. Ma qui dice, voglio una tua risposta che se me la sai spiegare, dice che Mirafiori accelera sull'ibrido, cioè lavori delle carrozzerie, e a novembre, ecco perché parliamo sempre di quello che succederà, in produzione la nuova 500, perché tra giugno e luglio, dice, non so se se è stato fatto, sarà installato uno dei componenti chiavi della linea, cioè l'impianto automatico di rifornimento carburante. Cosa vuol dire queste 3 righe? Perché manca poco, così ho letto solo le 3 righe. Perché dice che accelera sull'ibrido, perché? O noi dobbiamo pensare all'elettrico? Com'è la differenza, Arturo? Tu che sei tecnico. Lì c'è il nostro amico Cudia che è molto più preparato di me sul tema, ma l'ibrido è quel sistema che non devi caricarti alle colonnine, ma con il tuo motore carichi o con il moto o in qualche modo recuperi l'energia sprecata per andare avanti per ricaricare le batterie, e che quando sono scariche il motore elettrico con il combustibile fossile carica le batterie. È una via di mezzo che legittimata da un sistema che sa benissimo che non ha la rete infrastrutturale per sostenere il passaggio completo all'elettrico, poi appunto con tutti i problemi dell'elettrico. L'ibrido ha il vantaggio di non doversi fermare alla colonnina, ma lo svantaggio che senz'altro l'autovettura consuma di più perché deve portarsi dietro un pacco di batterie, un motore elettrico e tutto un sistema per ricaricare questo. Quindi è un metodo di transizione, a mio giudizio, che potrebbe, se perfezionato, potrebbe avere più spazio e più mercato, ma ovviamente anche a Mirafiori questo sistema se lo faranno pagare profumatamente, no? Perché con le novità lo sappiamo benissimo come la governance della casa torinese pensi anche qua di massimizzare gli utili, no? E per cui sarà un sistema sì messo in campo per evitare appunto di ricaricare l'autovettura, ma è ancora da verificare il vantaggio economico per l'utente. Visto che è una cosa tecnica e che l'ingegnere Cudia è tecnico, sabato prossimo, Arturo, facciamo la trasmissione con lui, io e te e lui, e tratteremo l'argomento, perché qui purtroppo stiamo pensando, ma si parla già della benzina, del gas, dell'IVA, cioè non è che si va subito sull'elettrico. Io non so se mi sto credendo o sento cose diverse, ma in ufficio quando arriva la gente, l'avrai sentito anche tu, mica tutti sono d'accordo che si diventi tutto elettrico. Si pensa alla benzina, appunto, per quello un secondo e poi chiudi, vai Arturo, che siamo in chiusura. Sì, ne parleremo e approfondiremo l'argomento con l'ingegner Cudia, che è molto più preparato di me
e appunto in questo contesto magari qualche informazione in più la potremo assistere. Io nel frattempo prendo l'occasione per salutare gli ascoltatori, ringraziare la regia e un abbraccio a te Luigi e ci vediamo presto. Ciao, buona giornata a tutti. Grazie di aver accettato l'invito, io ti rompo sempre le palle, però tu sei un tecnico e sei anche un politico, quindi chi ti ascolta sa che quello che dici è legge ed è verità. Quindi io ringrazio ancora la nostra Radio Libertà, ringrazio la nostra grande regista che ci dà una mano, veramente ci tiene in collegamento, e ricordo che noi siamo a None tutto il mese di agosto aperti, dal martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle 14 alle 16. I temi ve li ho già detti: se avete problemi di pensione, legali, civili, penali, amministrativi, se avete informazioni di altro genere da chiedere, vi rivolgete al 328 07 15 232 e ricordate il nostro motto che serve anche per tutti voi: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Da Torino è tutto, ringrazio ancora la nostra radio, la nostra dirigente, e un bacione a tutti e a risentirci al sabato prossimo con una trasmissione un po' più regolare, e sarà presente l'ingegner Cudia e l'architetto Calligaro, così ci divertiremo sia per la benzina sia per l'elettrico. A voi tutti e grazie a voi studio. Avete ascoltato